West Nile la regione ha pronta un piano straordinario per contrastare la diffusione, €1 milione per disinfestazioni a tappeto e campagna informativa ai cittadini, la mappa della diffusione. L'emergenza rincari e le preoccupazioni di Palazzo Balbi: se non si interviene subito avremo un autunno e un inverno pesantissimi, dice Zaia, e non basta l'autonomia energetica, serve anche quella alimentare, dobbiamo tornare a coltivare i campi. Continua il viaggio in Veneto e nel Vicentino del segretario del Partito Democratico: sfidiamo chi ha fatto cadere Draghi, un piano in 4 punti per il caro bollette. È arrivata questa mattina all'alba al porto di Marghera l'attesa nave ucraina carica di olio vegetale destinato al nostro mercato alimentare. Centinaia di migliaia di euro ottenuti dallo Stato come rimborsi Covid senza averne diritto. La Guardia di Finanza scopre una truffa tra il Rodigino e il Veneziano. È morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta di tonno abbandonata nei pressi del lago di Sorapis a Cortina d'Ampezzo. Il salvataggio di domenica non è bastato. Gli orchestrali dell'Arena di Verona attraverso la CGIL attaccano Placido Domingo per il flop, a loro dire, registrato nelle serate in cui ha cantato in Aida e Traviata e soprattutto per la sua direzione d'orchestra nella Turandot. Domani al via la 79esima mostra del cinema di Venezia, oggi l'arrivo della madrina Roscio Munas Morales, domani sera il ritorno al red carpet aperto ai fan dopo 2 anni di pandemia. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Prima di partire con i servizi, tanti temi lo avete sentito dai titoli, vi propongo il sondaggio di questa sera, il tema del sondaggio, il cui esito vedremo poi durante la prima serata di Antenna 3 a Focus. Energia, quindi tema rincari soprattutto. Torniamo al nucleare per rispondere di sì, 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Come sempre, come vi ho detto, l'esito poi di questo sondaggio che vi proponiamo questa sera su questo delicato tema tornato prepotentemente d'attualità nel corso di Ring. Dal West Nile con un piano straordinario di disinfestazione in Veneto alla preoccupazione per il caro energia e la necessità di arrivare all'autonomia alimentare. I temi affrontati oggi in conferenza stampa dal presidente della Regione Veneto Zaia. 227 casi censiti con contagi e ricoveri in crescita. La diffusione del virus West Nile in Veneto preoccupa, tanto che la Regione ha deciso di partire con un piano straordinario da €1 milione per una campagna di disinfestazione che verrà effettuata nei primi 10 giorni di settembre nei comuni maggiormente colpiti. Noi facciamo 2 azioni, l'azione larvicida e l'azione insetticida, cioè con questo €1 milione attiviamo tutta una serie di trattamenti, ma anche dare indicazioni ai cittadini, cioè un controllo responsabile del territorio non prescinde dalla collaborazione con i cittadini. Fondamentale non lasciare in giardini e balconi ristagni d'acqua, utilizzare repellenti ed abiti coprenti e chiari se si sta all'aperto nelle ore dal tramonto al primo mattino. Cioè la zanzara che ti punge e ti inocula il virus è un problema assolutamente importante. Avete voi dato la notizia qualche giorno fa del fatto che abbiamo dei reparti che ormai hanno più ricoverati di West Nile che di Covid. Le persone che finiscono in terapia intensiva molto spesso sono persone con comorbidità, che hanno altre patologie pregresse e persone magari anziani. Parallelamente verrà incrementata anche la potenzialità diagnostica delle microbiologie per avere una diagnosi tempestiva delle infezioni da West Nile. Altra questione al centro della conferenza stampa del presidente Zaia, quella dell'energia, con i rincari esorbitanti che sono fonte di grande preoccupazione. Noi stiamo affrontando una fase autunnale e invernale che diventerà pesantissima per la disponibilità di fonte energetica, ma pesantissima ancora di più per i bilanci familiari. Del costo dell'energia che è quadruplicata, sulla quale è fondamentale che ci sia un intervento repentino. E se il nostro paese non è autonomo dal punto di vista energetico, non lo è nemmeno per quello alimentare. Significa che se chiudessero i confini e non ci fosse più l'ingresso di derrate alimentari, per un chissà che guaio internazionale che potrebbe accadere, noi ci troveremo nella difficoltà di poter sfamare tutti i cittadini. Anche questo è un tema. Io continuo a dirlo, l'ho anche scritto in 2 libri, cioè il tema dell'autonomia alimentare
vale quanto quello dell'autonomia energetica. E quindi dobbiamo abbandonare i set aside imposti dall'Europa, abbandonare tutto quello che è non coltivazione e tornare a coltivare i campi, investire nell'agricoltura in maniera tale che ci siano derrate alimentari, ci sia cibo. Ora veniamo alla campagna elettorale. Il segretario nazionale del PD Enrico Letta ha aperto la campagna del suo partito nel Vicentino, dove è candidato alla Camera, ieri a Torre di Quartesolo e oggi il tour nella provincia. Penso che sia una delle cose più belle di questa campagna elettorale, questa sfida in Veneto, questa sfida a Vicenza e in Veneto per convincere tutti coloro che sono rimasti molto delusi da quell'atteggiamento che la Lega in particolare, ma anche Forza Italia, hanno tenuto di far cadere il governo Draghi, che stava facendo bene, stava lavorando bene. La sfida di Letta qui a Vicenza è iniziata ieri a Torri di Quartesolo, nel primo appuntamento del suo tour, che oggi lo ha visto impegnato a Valdagno e nel distretto della Concia. Una candidatura, Enrico Letta è candidato come capolista alla Camera nel collegio di Vicenza, arrivata come apripista per le amministrative 2023 che ci saranno in città. È uno dei motivi della mia candidatura qui, è anche questo: noi vogliamo scommettere sul Veneto, il Veneto che ha eletto Giordani e Tommasi, quindi in due città fondamentali del Veneto, quali sono Padova e Verona, e l'anno prossimo c'è Vicenza, quindi è evidente che la mia candidatura ha anche spinta molto a immaginare che l'anno prossimo a Vicenza, a partire da un grosso impegno adesso, ci possa essere una continuità con quello che ha fatto Tommasi a Verona e quello che ha fatto Giordani a Padova. Dopodiché di nomi parleremo dopo le elezioni politiche, ovviamente, perché mi sembra corretto che sia così. Tra i temi caldi di questa campagna elettorale quello del caro bollette, in cui la ricetta del PD, spiegata dal segretario nazionale Dem, passa per 4 punti: un tetto delle bollette a livello nazionale, disaccoppiando l'elettricità prodotta con il fossile da quella con le rinnovabili. Il secondo è il raddoppio del credito d'imposta per le imprese. Il terzo capitolo per le famiglie più in difficoltà è l'introduzione di una bolletta luce sociale per dimezzare i costi. Infine la questione del risparmio energetico, il tutto nella cornice di un piano europeo. Altro tema affrontato, quello relativo all'autonomia. Credo al tema dell'autonomia quando il tema dell'autonomia viene declinato in modo molto concreto su questioni che hanno poi una probabilità e una capacità di ricaduta. Quindi noi sul tema dell'autonomia abbiamo sempre avuto un atteggiamento che è un atteggiamento di disponibilità a discuterne, purché non sia l'Italia che si divide o purché non sia una parte del territorio che si prende rivincite su un'altra parte del territorio. I big dunque della politica in Veneto. Abbiamo visto Enrico Letta oggi nella Marca trevigiana per il Movimento 5 Stelle, invece l'ex premier Giuseppe Conte. Sentiamo un estratto del suo intervento da Preganziol. L'abbiamo detto da subito, occorrono misure straordinarie e tempestive. Vi ricordate, già a febbraio io ho parlato di un Energy Recovery Fund, avevo detto che non ci si poteva contare di una risposta assolutamente, di un palliativo. In Europa non c'è stata mai una risposta, invece bisognava premere e bisogna premere, speriamo che adesso, anche se tardivamente, si arrivi a un piano di acquisto comune del gas e dell'energia, un piano di stoccaggi comune e un tetto calmieratore. Sul fronte interno occorre innanzitutto recuperare quei 9 miliardi, una norma scritta evidentemente non bene dal governo, bisogna riscriverla e ottenere il recupero di 9 miliardi, perché il rischio è che anche le misure già stanziate, quei palliativi, quelle misure insufficienti, ovviamente non possano aiutare le famiglie e le imprese, perché quei 9 miliardi vanno recuperati. Poi abbiamo detto che la tassazione sugli extraprofitti può essere anche estesa ad altri settori di attività, imprese nel campo farmaceutico, nel campo assicurativo, tutte quelle dove ci sono stati ovviamente dove si sono accumulati ingenti profitti in forma speculativa durante la pandemia. Ecco, questo è il primo passaggio. Poi, lo abbiamo detto sin da tempo, noi siamo anche favorevoli a valutare un ragionevole scostamento di bilancio. Andava fatto prima, lo si poteva fare, lo abbiamo dimostrato durante il momento più duro della pandemia, 5 variazioni di bilancio, abbiamo lasciato lo spread sotto i 100. Quando c'è un indirizzo di politica economica sociale chiaro, determinato, i mercati finanziari lo capiscono. Così
Così Giuseppe Conte sui rincari. I vertici di Italia Viva invece hanno incontrato il loro elettorato a Vicenza. I punti principali della loro proposta sentiamo ora per le politiche naturalmente del 25 settembre. L'anomalia del reddito di cittadinanza che ha creato quello che stiamo vedendo nei nostri negozi, nelle nostre imprese, nelle attività produttive, non si trova più personale e questo è un messaggio negativo. Noi abbiamo sempre detto, ed è la proposta alternativa al reddito di cittadinanza, reddito di inclusione sociale, cioè le risorse economiche si danno ai comuni perché sono i comuni che conoscono le difficoltà dei propri cittadini. Così la referente vicentina di Italia Viva insieme ad Azione che vuol far pesare la consistenza del terzo polo in questa campagna elettorale. Il suo è il primo punto della ricetta per questo territorio. Insieme al leader Matteo Renzi hanno incontrato ieri a Vicenza una rappresentanza di elettori a cui hanno sottolineato le priorità. Per le aziende venete serve la competenza del premier Mario Draghi e l'autonomia. Il tema dello scostamento di bilancio lo decide Draghi. Noi abbiamo fatto una proposta da 10 miliardi di euro. Il problema non è lo scostamento di bilancio o non lo scostamento di bilancio, ma qual è la strategia? Perché tu hai un problema, peraltro da prima della guerra in Ucraina, che è amplificato dalla guerra in Ucraina, dove le imprese, quelle venete, ma in generale le imprese di questo paese, non ce la fanno più. Se a questo aggiungi che le famiglie comunque hanno un costo della bolletta assurdo, questo è il tema della campagna elettorale. Gli altri sono ipocriti a chiedere a Draghi di risolvere il problema, perché sono quelli che hanno mandato a casa Draghi. Noi con Carlo Calenda abbiamo fatto delle proposte molto puntuali, 10 miliardi di euro per abbattere i costi con un ruolo diverso del GSE. Io ho sempre creduto all'autonomia e faccio parte della commissione bicamerale che si occupa proprio degli affari regionali e le autonomie. Oltretutto abbiamo ancora come ministra uscente la ministra Gelmini che è nel terzo polo con noi e quindi assolutamente questa è un'altra delle priorità per una regione che troppo spesso si trova ad essere in una situazione di difficoltà perché magari non riesce a sprigionare immediatamente risorse economiche che sono già nelle tasche della regione. E intanto è arrivata questa mattina all'alba al porto di Marghera la nave ucraina autorizzata al viaggio carica di olio vegetale destinato al mercato alimentare anche di casa nostra. Vai. Gli esiti sono stati conformi al dichiarato e quindi si tratta di olio di girasole, olio vegetale di girasole. Poco prima delle 14, completati i controlli, si può aprire il collegamento tra la nave e il serbatoio della banchina. È un momento importante, parliamo della nave ucraina Zamrut Ana, partita il 20 agosto da Odessa e che trasporta 6.300 tonnellate di olio vegetale, di semi di girasole per la precisione, destinato al dettaglio, quindi a negozi e supermercati. Un viaggio e uno sbarco nel porto di Marghera resi possibili dall'accordo raggiunto grazie alla mediazione della Turchia. Questa è la quinta imbarcazione che arriva sul territorio nazionale da Odessa. Ovviamente ci sono le verifiche di polizia doganale svolte dal nostro nucleo antifrode e le verifiche dei nostri laboratori chimici. A coordinare le operazioni la ADM, ovvero l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, che ha messo in campo una task force di competenza professionale elevata per controllare la regolarità dei documenti, ma anche la composizione chimica dell'olio e la sua salubrità, con un laboratorio mobile che può effettuare in tempo reale analisi e test. I nostri funzionari hanno effettuato intanto un controllo a bordo per verificare la conformità del carico, la presenza di eventuale materiale non autorizzato. Successivamente verranno svolte all'atto della dichiarazione doganale dei controlli più approfonditi, ivi inclusi quelli di laboratorio sulla merce che viene sbarcata. Il porto di Venezia, la banchina dei cereali di Marghera per la precisione, sono così al centro dell'attenzione nazionale in queste ore. Venezia sarà attrezzata anche meglio, abbiamo in corso delle protocollazioni, per questo è qui a Venezia la direzione generale, per dare una sede istituzionale e un centro studi di ricerca e di formazione all'avanguardia per il nord Italia. La nave, battente bandiera liberiana, ha attraccato all'alba e ripartirà per l'Ucraina dopo aver completato le operazioni di scarico.
Oltre al caro energia e alle bollette, le famiglie in questo periodo sono alle prese anche con l'acquisto dei testi scolastici. Anche su questo fronte i prezzi sono aumentati. In media, poi dipende anche dall'indirizzo, andiamo dai 450 ai 550 euro per i libri, e poi per il corredo scolastico, anche lì dipende dalle medie alle superiori, sui 80-100 euro. Dai 500 ai 600 euro di spesa per libri e cancelleria, migliaia di famiglie padovane alle prese con gli acquisti in vista del rientro a scuola. Quest'anno la spesa arriva in un periodo già difficile con le bollette dell'energia alle stelle. Per di più anche i libri hanno avuto un leggero rincaro. La carta purtroppo, facendo parte delle aziende energivore, è diventato un problema proprio sia nel discorso dell'approvvigionamento e anche del costo della materia prima, e questo sta incidendo abbastanza anche poi sugli imballaggi, perciò sui costi secondari dei beni primari, legata al trasporto e alle spese appunto del caro energetico. Questo ha portato sì a degli aumenti che per ora sono abbastanza contenuti sia da parte nostra, che ce la stiamo mettendo tutta per variare al minimo i prezzi. I prezzi della cartoleria sono stabili, ma le famiglie, a causa del generale aumento dei prezzi, tagliano negli acquisti, da qui le difficoltà dei commercianti nel portare avanti le loro attività. I nostri costi, le bollette, come a tutti quanti, ci sono duplicate se non triplicate anche. Si fa appunto per aiutare, per portare gente, per poter lavorare, perché sono stati 2 anni di pandemia molto difficili, e questo è un altro colpo che se non riusciamo a superare, e lo dobbiamo superare tutti assieme, con l'aiuto anche di chi sta al governo, mi sa che ci saranno parecchie chiusure di parecchi commercianti. Ora la cronaca, le Fiamme Gialle hanno scoperto una cooperativa del settore del pesce che avrebbe truffato lo Stato ottenendo dei fondi destinati alle aziende in difficoltà per il Covid, anche se non ne aveva diritto. C'è anche un 50enne di Chioggia tra le 6 persone denunciate, una arrestata dalla Guardia di Finanza di Rovigo. L'indagine, che si è sviluppata tra le province di Rovigo e Venezia, con numerose perquisizioni, è partita dai sospetti delle Fiamme Gialle sulla richiesta di una società del Basso Polesine del settore ittico che nella fase più acuta della pandemia aveva chiesto e ottenuto un finanziamento garantito dallo Stato con il cosiddetto decreto liquidità per 450.000 euro, dichiarando di possedere i requisiti chiesti dalla legge. In base alla documentazione prodotta, la cooperativa vantava bilanci multimilionari e una apparente rete commerciale presente sia in Italia che all'estero. Tuttavia, ottenute le risorse pubbliche, la cooperativa aveva iniziato a far registrare molteplici debiti per centinaia di migliaia di euro, non pagando o non restituendo la merce ricevuta. Dalle indagini è emerso che la cooperativa non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali dal 2019 e per le annualità precedenti mai emesso fatture, e la struttura aziendale è risultata essere invece una realtà fittizia, priva di dipendenti e di struttura commerciale, gestita apparentemente da prestanome manipolati dall'esterno. Mente dell'attività illecita è risultato essere, secondo gli inquirenti, un 50enne originario di Chioggia, il quale ha presentato un bilancio falso per ottenere il finanziamento di 450.000 euro. Il Tribunale di Rovigo ha sequestrato anche beni, denaro e quote societarie per 500.000 euro. I reati contestati vanno dalla indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato alla truffa plurima aggravata continuata, alla bancarotta fraudolenta e all'autoriciclaggio. Verso le 14.50 una squadra del soccorso alpino della Val Comelico assieme a una del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo è intervenuta in Val Visdende per un escursionista che ha riportato uno shock anafilattico per punture di insetti. L'uomo, che si trovava con la moglie e un amico in località Ravanella, aveva infatti calpestato un nido di vespe di terra, manifestando subito malessere dopo essere stato punto. Sbarcati nelle vicinanze dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso hanno subito prestato le prime cure al 60enne di Montereale Valcellina. Imbarellato, l'uomo è stato poi caricato dai soccorritori sulla jeep e trasportato fino all'eliambulanza atterrata poco distante e decollata verso l'ospedale di Belluno.
È morto invece lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta di tonno abbandonata da qualcuno nei pressi del lago di Sorapis a Cortina d'Ampezzo, una conclusione davvero drammatica che lascia molta amarezza nei soccorritori. Le immagini dello stambecco che, risvegliato dall'anestesia, si allontanava nel prato avevano fatto gioire tutti per il lieto fine. Invece, purtroppo, così non è stato. L'animale, operato in alta quota nei pressi del lago di Sorapis per estrarre dalla gola una scatoletta di tonno che aveva ingerito, è stato ritrovato morto. Grande amarezza per i soccorritori, le guardie provinciali di Belluno ed il veterinario del CRAS di Treviso, Marco Martini. L'amarezza purtroppo è tanta, d'altronde avevamo purtroppo un paziente di cui non conoscevamo la storia clinica. Trovato 2 giorni fa nei pressi del lago dove cercava disperatamente di bere, nonostante la lattina gli bloccasse mandibola e lingua, lo stambecco è stato soccorso e liberato, ma non si sa da quanti giorni fosse in quelle condizioni. Di fatto noi non sappiamo da quanto lui versasse in quelle condizioni. Era abbastanza magro, per cui io temo che in realtà la situazione si protraesse da qualche giorno. L'abbiamo svegliato noi con l'antidoto e andare via con le sue gambe, però ripeto, i danni interni che possono aver riportato il fegato o i reni o entrambi gli organi a causa del digiuno, quelli purtroppo non erano calcolabili. Lo stambecco, un maschio di circa 10 anni, pare godesse di buona salute prima di ingoiare la scatoletta e probabilmente è stato proprio il digiuno forzato ad essergli fatale, anche perché, spiega il veterinario, gli animali selvatici tendono a nascondersi quando sono in difficoltà e spesso vengono trovati quando sono già in condizioni critiche. Purtroppo si fanno trovare solamente quando sono in situazioni piuttosto critiche. E quindi appunto temo che questa volta sia uno dei casi in cui purtroppo l'avvistamento e di conseguenza i soccorsi successivi siano arrivati banalmente troppo tardi. Non è una colpa di nessuno, ma con i selvatici spesso è così. Il problema dei rifiuti abbandonati nell'ambiente tocca anche località incantate come questa nel cuore delle Dolomiti, dove da anni viene lanciato l'allarme per comportamenti incivili di turisti, dai materassini gonfiabili ai frigobox in plastica ai resti di picnic abbandonati sulle rive del lago. Ma quanto accaduto al povero stambecco purtroppo accade sempre più spesso e non solo in montagna. Lo vediamo, l'abbiamo visto appunto l'altro ieri in montagna, come ci capita di vederlo anche per dire in mare con le tartarughe marine, che spesso dobbiamo operare o per ami o per altri corpi estranei ingeriti. Purtroppo sì, la causa siamo noi, c'è poco da dire. Voltiamo pagina, gli orchestrali dell'Arena di Verona attraverso la SLC CGIL vanno all'attacco di Placido Domingo per il flop, a loro dire, registrato nelle sere in cui il tenore ha cantato in Aida e Traviata il 25 e 26 agosto e soprattutto per la sua direzione d'orchestra nella Turandot. Nella Turandot, scrive la CGIL in una lettera alla Fondazione Arena, tutte le maestranze si sono sentite abbandonate a loro stesse, rischiando più volte di andare tutti gambe all'aria. Al termine c'è stata una protesta dell'orchestra che, consapevole della mediocrità dello spettacolo, ha rifiutato di alzarsi in piedi al segno del direttore, così all'Arena. Ora su un altro scenario internazionale, quello della Mostra del Cinema di Venezia, dove è arrivata oggi la madrina. È arrivata la Mostra del Cinema e a Venezia insieme ai suoi genitori. Rocío Muñoz Morales, madrina della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, si presenta così al suo pubblico all'Excelsior, semplice, sorridente e affabile, e incanta già il festival. Ho delle sensazioni bellissime, delle vibrazioni bellissime, credo che sarà una grandissima mostra, c'è una sensazione di rinascita, di liberazione, di voler anche essere travolti da questa biennale. Ci svegli un piccolo segreto: domani come condurrai, quale sarà il tuo discorso? Il discorso parlerà sicuramente di quanto sia il cinema importante per tutti noi, le nostre storie, le nostre emozioni, le nostre sensazioni sono importanti per il cinema, perché il cinema vive di quello, no? Ecco cosa ha pensato quando le hanno proposto di essere madrina della Mostra del Cinema. Un po' non ci credevo, ho detto vedrai che poi mi chiamano e mi dicono no scusa era uno scherzo o ci siamo sbagliati, abbiamo ripensato che sarà diversamente. Poi mi sono sentita molto fortunata, ho sentito anche subito una grande sensazione di dover rappresentare
tutte le persone che lavorano alla Biennale per tanti mesi. Non poteva mancare, per concludere, un saluto ai nostri telespettatori. Ciao a tutti, sono Rocio, sono a Venezia Lido, vi mando un bacio e buona mostra a tutti. Prima di chiudere vi ricordo dalle 21:15 l'appuntamento con Ring e con la politica protagonista di questa puntata. Francesca Bressanin del PD sarà ospite insieme a Sara Moretto di Azione Italia Viva, Alberto Stefani della Lega, Gilberto Trombetta di Italia Sovrana e Popolare e Luca Teodori di Vita. Dalle 21:15 dunque Ring su Antena 3. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito. Ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Il mese si conclude con un tempo spiccatamente variabile a causa di correnti instabili che attraverseranno il nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì 31 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono locali schiarite pomeridiane, ma insomma nel complesso vedete il contesto risulterà piuttosto perturbato. Temperature in lieve calo, minime tra 12 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo possibili locali piogge alternate a fasi di tempo migliore e con qualche parentesi soleggiata. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia il contesto. Il cielo avrà sole e nuvole con rovesci, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 13-17 gradi, massime sui 26-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antena 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.